E così Arturo ti racconta tutto? So tutto. E come mai non ti sfondi a carriera la contentessa? Poche acqua e tira fuori i miei franchi. E tu? I miei franchi! E toccate la mia! E te ridi anche. Sì. Qualcuno in strada al cuore. Qualcuno in strada al cuore. Arturo, cosa va? Il divertimento è il sale della vita, perché se la normale gestione dell'esistenza umana prevede una complessa e ordinata serie di azioni per garantire la sopravvivenza, costruire relazioni, sviluppare l'intelligenza, l'obiettivo principale rimane comunque la ricerca della felicità e solo l'allegria può introdurre a questa realtà. Fare teatro per ripresentare i bei momenti dell'esperienza comunitaria con il distacco e l'ironia tipiche di chi sa leggere la storia prescindendo dall'inesorabile visione negativa della quotidianità è perciò un'encomiabile opera culturale nella sua manifestazione pubblica e anche esemplare attività sociale nel percorso educativo che porta a interpretare il divertimento non come evasione ma come ricreazione. È la proposta della compagnia teatrale Il Porteo di Padova. Io non so se ridere o piangere, perché se rido mi voglio piangere, me ne voglio ridere. Ci sta parte spettacolo qui. Si chiama Il Porteo perché quando ero giovanotto e giravo per queste parti della Santissima Trinità, avevo un carattere, io e i miei amici, un po' estroso. E quindi i più anziani che frequentavano il bar e giocavano a carte ci dicevano sempre: guarda che sei qua i tosi del Porteo. E ora da là, dei tosi del Porteo, quando ho aperto la compagnia, ho fatto la compagnia, ho voluto chiamarla Il Porteo per ricordare sia quelle persone anziane che trovavo sempre tutti i giorni qua e anche per evidenziare la caratteristica che avevamo noi, io, e che alla fine hanno anche tutti gli attori della compagnia. Eppure era là, mi pareva di averlo attaccato. Non l'avevo visto mai, non l'avevo bevuto massa. Poco. Alfredo! Dante! Mi senti ora? Vieni avanti. La nostra compagnia, come potete vedere, è composta da ragazzi giovani, ragazzi meno giovani, ma proprio è il mix che c'è tra la realtà del più veterano al più giovane che ci ha dato sempre un'esperienza e un insegnamento in più a tutti quanti, a me, a loro. È una compagnia composta, come potete vedere, da un gruppo di ragazzi che si impegnano sempre, hanno una motivazione forte, siamo motivati anche noi molto positivamente e portiamo avanti questa realtà sfruttando l'esperienza di ogni singolo attore. Il primo mio debutto è stato a 5-6 anni, ho fatto Biancaneve. Comunque il teatro, quando ho smesso sono fermata, ho continuato, però quando sono ferma non mi sento neanche me, mi sento bene in palco e basta. Io faccio teatro perché come Iole da piccolina recitavo all'asilo, a scuola. Posso dire solo 2 cose piccolissime ma importantissime. Qua in questa compagnia ho cominciato io, poi è venuta mia figlia e infine è arrivato anche mio marito, prima come scenografo e poi ci mancava qualche attore e lo abbiamo inserito. Dunque meglio di così, coppia nella vita e nel teatro. Ti dimenticate il nipote? È vero, e anche in coda ho aggiunto mio nipote e abbiamo coinvolto tutta la famiglia. Ma i chi si chida? I miei che mi ha fregato a casea. Beh, ma ora c'ho sini in fora a diventare ricchioni! Fare teatro è un modo anche per cercare di uscire da quella routine quotidiana, quindi dallo stress del lavoro, delle cose normali che uno ha durante il giorno, e quindi questo qua la sera quando facciamo le prove, quando siamo sul palco, è un modo bello così per evadere da quella quotidianità di cui siamo abituati a tutti i giorni, insomma, ecco, quindi il divertimento, il bello di cercare di far ridere le persone quando facciamo i nostri spettacoli. Faccio teatro perché è una passione che ho sin da quando ero piccola
Fare teatro per me è come un gioco, posso interpretare ogni volta una parte diversa ed è entusiasmante poter sperimentare, magari essere una bambina e l'altra volta invece essere una signora, quindi è una cosa molto divertente. Sono entrata in questa compagnia da quando avevo 13 anni ed è stata come una famiglia per me, sono cresciuta e maturata grazie anche a questa compagnia teatrale. Io ho iniziato perché avevo bisogno di evadere ed era la compagnia del paese, ero appena venuta ad abitare in questo paese e mi sono avvicinata un po' al teatro, un po' per il lavoro che faccio, comunque ho sempre a che fare con recite, faccio la maestra in una scuola materna e la cosa mi piace, per cui continuo, mi coinvolge e mi piace. Io ho iniziato perché mi ci ha portato la mia fidanzata. Inizialmente non volevo recitare, ovviamente a me piace comunque stare sempre al centro dell'attenzione e quindi tra fratelli in tavola quando c'è la cena di Natale o comunque tramite le cene c'è sempre il mio colpo di scena dove comunque faccio divertire anche la famiglia a casa. E niente, in questa compagnia sto crescendo. Io faccio teatro per 3 motivi. 1 perché mi diverto, 2 perché sono interista e non è un paradosso perché fare l'interista ti annoi, fare teatro no. E il terzo motivo per il semplice fatto che 2 componenti del gruppo una volta mi ha detto: senti, perché non vieni a vedere quando facciamo le prove? Ho detto non mi interessa e in effetti sono qua. Sì, voglio che ti sia qua presente a guardare tutto. Così, la cassetta e un pomo, non mi ricordo. Condoglianze sentite. Io sono il regista di questa compagnia, anche l'attore. E queste commedie che noi stiamo proponendo in giro per il Veneto sono commedie prese da giù da Napoli, commedie napoletane e rielaborate in Veneto, perché per me la mimica napoletana con le battute venete sono un bel cocktail per il teatro. Si comodisca qua, si sente rente me, va? Ma mi dica, signor Jack, come sta? Come sta? Sto qui, grazie. Bene. Sto qui, sì. Ah, bene. Le ho portato qua un fioretto della mia scovina di casa, sa. Questa è la mia prima esperienza come commedia. Sono nuovo del gruppo e credo sia stata una scommessa positiva, una scommessa vinta, direi. Cosa mi serve il teatro? Mi serve per emanare un po' di spirito positivo. Devo solo dire grazie a tutti dell'ambiente perché insomma mi ha un po' riscoperto. Onestamente non credevo di buttarmi in questo mondo. Insomma, ringrazio tutti i miei colleghi, i miei amici per questa possibilità che mi hanno dato. Quando ho finito di tagliare tutti i cali delle vigne, tornerò. Abbiamo litigato con la vecchia compagnia, il nostro presidente qua Dino ha fondato la sua compagnia, siamo andati tutti con lui, siamo cresciuti oltre misura, possiamo dire anche delle nostre possibilità, avendo un presidente così ci sentiamo e anche regista, siamo fieri di averlo con noi. Attualmente sono lo stesso scenografo e anche faccio parte come attore, mi diverto, si litiga anche qualche volta, però anche questo per crescere. Il primo approccio che io ho avuto col teatro non è mai stato direttamente come attore, in realtà ho iniziato per tutto quello che riguarda l'aspetto tecnico, quindi di solito stavo in regia, dietro ai fari, dietro ai mixer audio. Qualche anno fa, attraverso amici, ho conosciuto il regista che mi ha detto che erano in cerca di un tecnico perché erano rimasti senza e su quello ho accettato subito, ho detto vabbè sì, vengo io senza problemi. Col passare del tempo, a forza di prove e recite, ho iniziato a trasmettermi un po' questa passione per il teatro che ultimamente sono arrivato a dirmi ma
perché non posso provarci anche io. Tanto che adesso, appunto, parlando con il regista, l'ultimo spettacolo ho una comparsa veloce, però insomma è già qualcosa, insomma, un modo per partire. Guarda qua, cosina, bello. E don Gustavo? Gustavo, E me diga. Sora cosina, che se il vin buon, poco per me. De sora che se l'arsenico, lo beva tutto. Mi va bene. Il nostro scopo è quello di portare allegria e serenità anche a tutte le persone che vengono a vederci, perché la serenità e l'allegria quando uno spettacolo finisce, vedere le persone che ci sorridono e ci ringraziano, non ha prezzo, non c'è prezzo vedere le persone andare a casa e ricordarsi di noi. E quello che vogliamo tutti quanti noi è che la gente si ricorda di noi, si ricorderà sempre del Porteo. Ma sto morto, come sei che muore? Io ho cominciato la mia molto lontano, avevo 7 anni, ho fatto la comparsa con Sofia Loren, Mastroianni e Dino Risi in La Moglie del Prete, girata qui a Padova. Poi dopo quell'età lì ho fatto, invece che la comparsa, ho fatto la scomparsa e sono ricomparso, non so per qual motivo, qui con questi ragazzi che sono simpaticissimi, che mi hanno trascinato, diciamo, causa molestie sessuali del regista, perché poi alla fine è stato lui che mi ha distrutto. E continua a farlo, quello lì è il problema, che veramente mi svanga in tutte le maniere. Comunque non mandate via questa roba qua, per favore, non mandatela, no.